Un primo importante passo per il futuro dell'ACC è stato fatto, ma la cautela mai come in questo caso è necessaria in attesa di conoscere gli sviluppi di questa operazione che si annuncia complessa. Le banche hanno detto sì, ma hanno posto pure le condizioni a cominciare dal nuovo assetto aziendale. Permetterebbe di dare finanza fresca all'ACC senza dover però entrare in un meandro giudiziario che è quello del finanziare una società che oggi è in amministrazione straordinaria, quindi con tutte le difficoltà del caso. Tutti gli sforzi dei lavoratori, dei sindacati, di tutte le parti sociali, degli amministratori, anche della politica, dico io, alla fine stanno portando a dei buoni risultati e dei buoni frutti. Aspettiamo prima di gridare vittoria, ma siamo sulla buona strada. Lunedì prossimo sarà convocato dal Mise a Roma, il Ministero per lo Sviluppo Economico, un incontro conclusivo finalizzato a ratificare sia il percorso verso la New Company, sia l'erogazione urgente della finanza ponte per la copertura dei fabbisogni essenziali. Se tutti ci credono si parte col piede giusto e quindi anche l'amministratore straordinario Castro può, diciamo, far vedere gli ordinativi, gli ordini e la produzione che fa e poi un domani metterla sul mercato l'azienda. Se non si riesce a far questo, alla fine praticamente tutti facciamo brutta figura. Siamo ancora in una fase di transizione, abbiamo svoltato la prima pagina, quella più importante e delicata, adesso c'è tutta la fase della costruzione anche e di attenzione giudiziaria rispetto alla costruzione di questa nuova società e soprattutto il monitoraggio che i soldi che arriveranno servano per pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori. Il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti è il più cauto. Mi auguro solo, da quello che ho potuto apprendere, che questo sia l'inizio, speriamo l'inizio di una strada per arrivare a una conclusione positiva per questa azienda.